Il 20 marzo è il giorno in cui la primavera bussa alla porta, ma è anche la giornata mondiale della felicità. Essere felici è la cosa più importante al mondo. Ma cosa significa essere felici? La felicità più grande non è cadere mai, ma è alzarsi dopo una caduta. La felicità dipende dalle tue azioni. E la cosa che rende felici sicuramente è fare sport. Lo sport è divertente. Ma i più bravi nel 2024 andranno a Parigi, alle Olimpiadi. Ma gli atleti devono però avere un corpo perfetto? Ci sono persone che hanno perso per malattia o incidenti delle parti del corpo o sono nate con certe disabilità. Queste persone vengono chiamate persone con disabilità o disabili. Anche loro possono partecipare alle Olimpiadi e queste si chiamano Paralimpiadi. Questa è una competizione sportiva internazionale con atleti con disabilità fisiche. La prima disciplina paralimpica è stata il tiro con l'arco. Le prime Paralimpiadi, come si svolgono ora, si sono tenute per la prima volta in Italia nel 1960 a Roma, la prima volta nella storia che i giochi paraolimpici e olimpici si sono svolti nella stessa città.